È finito il sogno Serie D del Gemini di Riccardo Chico. I biancorossi sul neutro di Casteltermini hanno ceduto rischiando, anche se il risultato è bugiardo, all'Atletico Cambofranco 4-2. Festival del gol in una cornice di pubblico da 1001 notte. I niseni proseguono il loro sogno e adesso attendono di recarsi in Basilicata. A sbloccare il match è stato Costa al 27esimo, Nuccio ha pareggiato al 53esimo, ma Pane Pinto al 68esimo ha riportato in vantaggio i nisseni. Il Gemini a quel punto ha accusato il colpo e si è sciolto, venendo castigato ancora con D'Angelo all'81esimo e con Polito al 90esimo. Al 92esimo Romeo ha accorciato le distanze, rendendo la sconfitta meno pesante. Le belle notizie per la nostra provincia arrivano dal Canicattì, che adesso sfiderà il Rocca Caprileone per la promozione in eccellenza. I biancorossi di Falsone hanno vinto in rimonta contro la Forte Serra di Falco 3-2, centrando un traguardo fino a qualche mese fa impensabile. In Serie D Licata conserva il posto anche se il futuro è nebuloso per via della crisi societaria. I giocatori non percepiscono gli stipendi da quasi 5 mesi. I licatesi ieri hanno stravinto la gara contro la Cireale Baby e già retrocesso. Punteggio tennistico 6-0 con reti di Scopelliti, Pasca, Zaminga, Lo Giudice, Riccobone e Lorenzoni. A fine gara grande festa al Dino Liotta. Il già salvo Ribera chiude invece con una pesante sconfitta 3-0 sul campo della Gelbison. A preoccupare i tifosi crispini è il futuro. Difficilmente Ribera il prossimo anno potrà nuovamente disputare la quarta serie, visto che la Lega non potrà concedere una nuova proroga per il Novara e i tempi per sistemare l'intera struttura non ci sono. Si vocifera che il titolo sportivo possa essere venduto alla Pro Favara, da poco approdata in eccellenza. Nella pallacanestro a dilettanti nessuno si sarebbe immaginato un finale di stagione così intenso e con ben 6 formazioni che nell'ultima gara della regular season si dovranno contendere gli altri 2 posti disponibili dietro Torino e Matera, che da tempo hanno già staccato il biglietto per la promozione nella Lega Silver. A 38 punti ci sono Megna, Fortitudo Agrigento, Casal Pusterlengo e Castelletto, mentre 2 punti sotto ci sono Treviglio e Lucca. I biancazzurri di Ciani, che ieri hanno riposato, devono vincere contro Firenze e sperare ancora in qualche disgrazia altrui, altrimenti il sogno playoff tramonterebbe. Nella Serie C maschile, nella semifinale playoff, l'Empedocle ha battuto in gara 1 l'Aquila Palermo con molta sofferenza, 59-57 con 25 punti di Mallon, mentre Papadakis, non in perfette condizioni fisiche, ha messo a segno appena 8 punti. Giovedì gara 2 a cambi invertiti, se gli empedoclini di Fillari dovessero vincere approderebbero in finale, altrimenti ci sarà la bella domenica prossima al Carmelo Amel. Nella pallavolo in B2 femminile l'Acragas chiude la straordinaria stagione con tutte vittorie. La sfida interna con il Bisacquino già retrocesso non si è disputata per il mancato arrivo del sestetto ospite. Invece di giocare le atlete si sono intrattenute con il pubblico al Nicosia, improvvisando una piccola festa con tanto di ballo e canto.